buonasera a tutti. È una serata particolarmente, come dire, densa di pubblico e di partecipazione, come ci saremmo aspettati, visto l'argomento e visto la grande ambito di intervento di tutto il mondo, diciamo, che appartiene alla meccanica, all'automazione e quant'altro, quindi siamo veramente felici di avviare i lavori di questa serata. Allora, questo è il terzo appuntamento di questo ITS Tour, che è un momento in che, organizzato da Confartigianato Veneto, in collaborazione con tutte le associazioni territoriali e con l'Istituto Veneto per il Lavoro. Io sono Franca Bandiera, sono la direttrice dell'Istituto Veneto per il Lavoro, dedicato proprio a far conoscere l'offerta formativa degli ITS. Quindi questa sera, grazie anche all'ingegner Giorgio Spanevello, che è il direttore della Fondazione ITS Meccatronica, cercheremo di capire bene l'offerta formativa degli ITS che afferiscono a questo mondo, come sono fatti, ma soprattutto quali sono le modalità con cui il sistema di Confartigianato, le imprese di Confartigianato possono collaborare con l'ITS. Avremo poi modo di sentire direttamente delle testimonianze, in particolare abbiamo il signor Carlo Pellegrino della Mac Service e lo studente Alberto Garattoni che ci racconteranno la loro esperienza, proprio, come dire, che si sta concludendo in questo momento, proprio di un ITS, di uno stage ITS organizzato all'interno di un'impresa artigiana. E poi, grazie alla partecipazione di altre 4 imprese, avremo modo di confrontarci sulle necessità e le richieste e le forme di partecipazione e di collaborazione nel più ampio mondo di tutto il tema che è l'alternanza scuola-lavoro, lo stage e l'inserimento di giovani tecnici nelle imprese artigiane, grazie al signor Fabrizio Bisognin della Bisognino Automazioni, Massimo Camerin di Omec, il signor Walter Cavinato della New Metals e Gianfranco Pauletto di Tecnotubi, che ci daranno un po' la loro testimonianza, le loro richieste, il loro modo di relazionarsi con i giovani che stanno in impresa e sui loro fabbisogni di competenze tecnico-specialistiche. Prima di avviarci a questo, come dire, a questo momento di presentazione e di confronto, do subito la parola a Federico Boì, che è il presidente della Federazione Regionale della Metalmeccanica e anche presidente nazionale, e da poco è stato anche nominato membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione ITS Meccatronico, a cui chiediamo un saluto e, come dire, la presentazione del nostro manifesto. Prego, Presidente, e grazie. Sì, grazie dottoressa Bandiera. Io ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio anche per l'invito a questa interessantissima serata, perché stiamo parlando di un progetto a cui io tengo in modo particolare, perché a mio parere la relazione scuola-impresa è la situazione migliore per una ripartenza forte del nostro settore produttivo, appunto della metalmeccanica nel caso specifico. Io partirei da subito con i saluti. Ringrazio appunto la federazione che ha creduto in questo progetto importantissimo, ringrazio IVL e quindi nuovamente la dottoressa Bandiera e le associazioni territoriali. Non voglio dimenticarmi dei colleghi e dei funzionari di Confartigianato che hanno lavorato all'interno del gruppo del lavoro e si sono veramente impegnati per portare avanti questo tour estivo di webinar inerenti appunto al tema ITS. Ringrazio anche l'ingegner Spanevello perché comunque si è reso disponibile da subito e appunto ad affrontare questo tema importante soprattutto per le nostre imprese artigiane, per far conoscere il mondo degli ITS ai nostri imprenditori. Ringrazio anche i colleghi imprenditori che hanno creduto in questo progetto, coloro che si stanno spendendo, che si spenderanno ora per parlarci appunto di questa tipologia di progetto di alternanza scuola-lavoro, e anche perché è un tema veramente importante, soprattutto in questo momento in cui le nostre imprese hanno bisogno di nuova manodopera e di ragazzi appunto sempre più tecnologici, diciamo, da inserire nelle proprie imprese. In un momento di difficoltà come questa diciamo che c'è un lato positivo, nel senso che le nostre aziende non si sono fermate e stanno guardando appunto al futuro e anche al futuro dal punto di vista della formazione. Questo appunto, un webinar come questo che parla di ITS non va altro che a sottolineare questo aspetto. In questo ciclo di webinar, questo è il terzo appunto webinar, che è partito dal convegno del 23 aprile
in cui i relatori sono stati il Ministro dell'Istruzione Bianchi e l'assessore Donazan, in cui appunto è stato sottolineato quanto sia importante il sodalizio tra impresa e ITS, proprio perché attraverso questa relazione si può guardare al futuro e al rilancio delle nostre imprese. Futuro imprese, competenze e ITS, questi sono i cardini del nostro progetto. Intorno a questi concetti abbiamo costruito il nostro manifesto che è fatto di 10 punti. Tra poco io vi enuncerò i 10 punti, li andrò a leggere appunto perché non voglio perdermi nessun concetto, perché sono concetti importanti e basilari. E sono i concetti che sono arrivati a noi grazie appunto al gruppo di lavoro che si è relazionato per lavorare assiduamente all'interno di questo progetto con gli ITS appunto. Allora, i 10 punti sono i seguenti. Noi imprese del sistema Confartigianato Imprese Veneto vogliamo che il mondo dell'istruzione e della formazione interagisca con il nostro sistema, reagendo alle sollecitazioni delle imprese per la crescita del capitale umano. Vogliamo che la formazione e il mondo dell'impresa sviluppino politiche e strumenti atti ad assicurare il pieno diritto di cittadinanza delle persone che operano nel mondo economico. Pensiamo che dal connubio scuola-impresa devono attivarsi processi di accelerazione dei cambiamenti sociali, economici e le opportunità connesse al pensiero creativo e democratico che stanno alla base dello sviluppo economico. Ci impegniamo con il sistema dell'education a promuovere una nuova stagione dei mestieri e delle professioni che operano nell'impresa artigiana. Ci impegniamo ad ibridare le culture e le tradizioni del lavoro con le nuove culture della sostenibilità. Pensiamo che la formazione tecnica, sintesi dei saperi scientifici, sia uno strumento di espressione della creatività e dello sviluppo imprenditoriale. Ci impegniamo affinché l'allievo diventi il soggetto che attiva i processi di sviluppo strategico, generazionale, organizzativo nell'impresa artigiana e sia portatore di competenze pluridisciplinari di valore assoluto. Vogliamo che il laboratorio dell'azienda artigiana sia il luogo ideale per valorizzare le applicazioni tecnologiche e la manualità artigiana. Auspichiamo che la nuova didattica, che il mondo dell'istruzione e della formazione necessariamente farà propria, rafforzi quegli strumenti e quelle modalità di apprendimento esperienziali, alternanza, apprendistati, tirocini, che hanno determinato il successo degli ITS. Noi ci attiveremo per promuovere il sodalizio tra impresa e mondo dell'istruzione e formazione e per far sì che questo avvenga tramite l'apprendistato quale sintesi di nuova scommessa per il lavoro del futuro. Io vi ringrazio nuovamente per l'invito e vi auguro una buona serata e un buon ascolto. Grazie. Bene, grazie Presidente, grazie per, per i saluti, per i ringraziamenti, ma soprattutto per aver in qualche modo ricordato questo manifesto che è appunto il punto di partenza del nostro lavoro e anche di tutti questi incontri che stiamo facendo con gli ITS. E credo che proprio da questi incontri, da queste serate che sono un inizio di collaborazione, in qualche modo possono nascere nuove e proficue collaborazioni col mondo degli ITS. Prima di passare la parola all'ingegner Spanevello che ci racconterà appunto qual è l'offerta formativa degli ITS meccatronico e quali sono le forme di collaborazione, chiedo alla dottoressa Giulia Rosolén di Confartigianato Imprese Venete di farci una presentazione di quali sono, di come funzionano gli ITS in senso generale, ma soprattutto anche di presentarci alcune forme di collaborazione con l'impresa che possono essere particolarmente interessanti. Prego Giulia, grazie. Grazie Franca, grazie anche al Presidente Boin per il suo intervento introduttivo e per averci presentato il manifesto. Un ringraziamento senza dilungarmi troppo però davvero a tutto il gruppo di lavoro, ai colleghi delle associazioni territoriali, ai dirigenti, quindi grazie Federico Boin, grazie a Nario Dalla Vecchia che ci hanno davvero sostenuto in questi mesi di preparazione di questo ciclo di webinar. Grazie a tutti e grazie a quelli che ci stanno seguendo a distanza. Nel mio intervento introduttivo, in cui prometto che cercherò di essere breve, vi racconterò che cosa sono gli ITS,
quali sono i numeri degli ITS in Veneto, ma soprattutto, come diceva anche Franca, cercherò di focalizzarmi su quelli che sono gli strumenti per favorire l'ingresso in azienda nelle nostre imprese dei giovani provenienti dagli ITS, ed in particolare con un riferimento all'apprendistato di alta formazione e di ricerca. Come sapete, il tema degli ITS non è caro solo alla federazione, ma anche uno dei punti che vedono impegnato il governo Draghi. In questi giorni si sta discutendo anche una riforma del sistema degli ITS, è approdata qualche giorno fa alla Camera appunto il testo di riforma dell'istruzione tecnica superiore, e quindi è un momento particolarmente caldo per discutere di questo tema, che per noi è un tema fondamentale, un pilastro per la ripresa. Lo abbiamo definito in questo modo anche nel nostro manifesto. Ma che cosa sono gli ITS e perché sono così importanti? Gli ITS sono un canale di istruzione terziaria non universitaria che integra al proprio interno formazione e lavoro secondo quelli che sono i modelli internazionali più avanzati. Penso in particolare al sistema tedesco, dove questi percorsi funzionano da anni e costituiscono proprio i veri politecnici a cui fa riferimento la piccola e la media impresa tedesca. Gli ITS rappresentano una risposta alla domanda di competenze proveniente dal mondo delle imprese attraverso una formazione altamente qualificata, dove le persone si formano all'interno degli ITS, ma personalizzano quindi il proprio percorso e lo fanno proprio all'interno delle imprese, dove sperimentano la dimensione esperienziale del sapere a cui è legata la propria specializzazione tecnologica. Per accedere a questi percorsi è richiesto il superamento di una prova di selezione ed il possesso di un diploma quinquennale, ovvero di un diploma di IFTS. Come sapete, gli ITS esistono nel nostro sistema dal 2008, quindi sono passati più di 10 anni dal momento della loro istituzione. I numeri degli iscritti e di diplomati a questi percorsi sono cresciuti notevolmente negli anni, ma in numeri assoluti rimangono ancora troppo contenuti, soprattutto se parametrati al fabbisogno espresso dal mondo dell'impresa. Questi numeri devono crescere ed è questo l'obiettivo appunto delle riforme che ci sono in atto e di quelli che sono gli obiettivi programmatici del PNRR. Io qui in una slide ho cercato di riassumere quali sono le assunzioni, le caratteristiche delle assunzioni effettuate dalle imprese della meccanica, della fascia dimensionale fino a 49 dipendenti, e come queste si sono suddivise per titolo di studio. I dati si riferiscono al 2020 e provengono dal sistema ANPAL Excelsior. Come vedete, sul totale di assunzioni effettuate dal sistema della meccanica nel 2020, che è pari a 16.920 unità per le imprese fino a 49 dipendenti, 810 assunzioni hanno avuto per oggetto persone in possesso di un diploma ITS. Ovviamente questi dati si riferiscono alla nostra regione, al Veneto. Questo significa che nella meccanica circa il 5% delle assunzioni hanno interessato persone con questo titolo di studio. Un numero ovviamente basso se parametrato appunto al totale delle assunzioni, ma i numeri ci dicono che il fabbisogno di assunzione di questi profili è di gran lunga superiore rispetto al numero dei diplomati, dei soggetti che ogni anno conseguono il diploma ITS. Un altro dato merita un'attenzione dal mio punto di vista particolare e riguarda la dimensione delle imprese sede di tirocinio degli studenti ITS. Se osservate questo grafico vi rendete immediatamente conto come oltre il 70% delle imprese che ospitano gli studenti ITS ha meno di 49 dipendenti. Questo significa che per noi, mondo delle piccole imprese, piccole e medie imprese, il mondo degli ITS è un mondo strategico per abilitare le nostre imprese all'innovazione e per farlo introducendo persone, soprattutto giovani, con questo tipo di competenze.
In questo senso c'è di aiuto un investimento importante, economico ma anche culturale, che il governo Draghi sta facendo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con appunto il processo di riforma degli ITS in atto. A questo dibattito noi come sistema abbiamo contribuito, lo ricorderete, durante il convegno del 23 aprile abbiamo presentato una nostra proposta di testo unico che sappiamo essere stata considerata dal Ministro Bianchi, in cui appunto per rafforzare ulteriormente la partecipazione della piccola impresa e l'integrazione della piccola impresa con il mondo degli ITS abbiamo richiesto l'introduzione di misure incentivanti volte a favorire appunto la partecipazione delle nostre imprese all'interno delle fondazioni come soci partecipanti. Abbiamo appunto richiesto degli incentivi fiscali per associati alle quote di partecipazione legate alla presenza all'interno degli ITS, detassazione per le convenzioni attivate con gli ITS, agevolazioni contributive legate all'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, ulteriori a quelle già presenti e che parifichino il trattamento contributivo previsto già per l'apprendistato duale, quello di primo livello, anche per questa forma di apprendistato che è quella che può essere abbinata appunto agli ITS, e su questo mi soffermo e vi rubo qualche minuto. L'apprendistato di alta formazione e ricerca è una particolare tipologia di apprendistato, viene anche detto apprendistato di terzo livello, è quello che appunto può essere concluso con i ragazzi che sono iscritti ai percorsi ITS. Quindi come per tutte le tipologie di apprendistato è richiesto che i ragazzi abbiano un'età inferiore ai 29 anni e che siano iscritti ad un ITS. In questo modo può essere attivato il contratto, deve essere definito un piano formativo. In questo piano formativo vanno declinate le 3 componenti necessarie del contratto. È prevista una formazione interna, che è la formazione che i ragazzi svolgono in azienda, quella che conoscete anche nell'ambito degli apprendistati professionalizzanti, e che completa la formazione che i ragazzi svolgono all'interno degli ITS, quindi completa il loro percorso formativo. Per questa formazione, quindi per le ore di formazione svolte in azienda, è prevista una retribuzione pari al 10% di quella prevista dal livello di inquadramento che avete riconosciuto all'apprendista al momento dell'assunzione. Per le ore di formazione svolte presso l'ITS non è prevista alcuna forma di retribuzione, mentre per tutte le ore di effettivo lavoro è prevista una retribuzione che va dall'80 all'85% della retribuzione di riferimento prevista per il livello di inquadramento individuato. Il costo annuo di un percorso per l'attivazione di un contratto di apprendistato, qui sono numeri molto approssimativi, prendeteli con le pinze soltanto per farvi una prima idea di quelli che possono essere i costi legati all'attivazione di questo contratto. Sono calibrati sul contratto della metalmeccanica artigiana e considerano come livello di inquadramento previsto per il ragazzo che viene assunto un 4° livello. Come vedete stiamo parlando di costi molto contenuti annui azienda per ogni dipendente. Ovviamente variano a seconda della classe dimensionale dell'impresa, perché è previsto un trattamento contributivo di tipo diverso. Questo ovviamente ha solo un valore esemplificativo che ci serviva per darvi un'idea di quelli che possono essere i costi. Oltre all'apprendistato è ovviamente possibile attivare, per avere in azienda un ragazzo proveniente dagli ITS, uno stage che è uno stage curricolare, quindi non prevede l'erogazione di una borsa di studio, quindi di un'indennità di tirocinio appunto a vostro carico. E ovviamente l'opzione dell'apprendistato è preferibile perché consente fin da subito o dopo un breve periodo di tirocinio in cui sia valutata la persona di poterla fidelizzare e mantenere in azienda con un rapporto stabile fin da subito.
In relazione a questa tipologia di contratto, al fine proprio di valorizzarlo e rafforzarlo, nell'ambito del nostro accordo interconfederale regionale sull'apprendistato abbiamo previsto delle specifiche prestazioni in favore delle imprese che lo attivano. Abbiamo previsto specifici servizi di EBAV, che è il nostro ente bilaterale dell'artigianato, per la coprogettazione del percorso formativo, per la formazione del tutor aziendale, per gli adeguamenti necessari qualora appunto ciò fosse necessario in materia di salute e sicurezza. Abbiamo inoltre previsto nell'ambito del medesimo accordo anche dei vantaggi per i giovani assunti dalle nostre imprese dell'artigianato. Per fare in modo appunto che scelgano le nostre imprese e renderle più attrattive, abbiamo previsto una borsa di studio di 1.050 euro per i ragazzi assunti con il contratto di apprendistato e che si diplomino quindi in vigenza di contratto. Abbiamo poi previsto la possibilità di ottenere le prestazioni del nostro fondo di assistenza sanitaria integrativa e il versamento di una quota aggiuntiva annua a carico dell'impresa al nostro fondo di previdenza complementare. Ecco, io con questo ho concluso. Ovviamente io, ma soprattutto i colleghi delle associazioni territoriali a cui fate riferimento, rimangono a vostra disposizione per tutti gli approfondimenti legati appunto all'attivazione del contratto di apprendistato e tutte ovviamente le tipologie attivabili per avere i ragazzi degli ITS all'interno delle nostre imprese. Poi maggiori dettagli ci verranno dati anche dall'ingegnere Spanevello, che ci spiegherà tempistiche e metodologie per poter attivare questa forma di collaborazione. Ho concluso, è arrivato ora il momento del nostro clip realizzato dall'Ufficio Studi a cura di Anna Miazzo, che ci illustrerà il tessuto imprenditoriale del Veneto e con un particolare focus specifico sulle imprese di riferimento del tessuto imprenditoriale dell'ITS Meccatronico. Grazie. Le 7 ITS Academy del Veneto, con i loro 55 percorsi, intercettano una fetta piuttosto importante del tessuto imprenditoriale della nostra regione. Parliamo infatti di oltre 196.000 imprese, per un totale di 28 mestieri coinvolti. Tra questi citiamo l'abbigliamento, l'arredo, ma anche la chimica, gomma e plastica, l'edilizia, gli elettricisti e l'elettronica, l'ICT e grafica, ma anche alimentazione, ristorazione, meccanica, trasporto merci e trasporto persone. Oltre il 75% di queste imprese è impresa artigiana, mentre le imprese con almeno un dipendente sono 83.000, di cui 34.000 artigiane. All'interno di queste imprese operano oltre 1 milione di addetti, di cui 265.000 in imprese artigiane. I lavoratori e le dipendenze sono 767.000, di cui 149.000 nell'artigianato. L'ITS Meccatronico interessa essenzialmente 6 mestieri: carpenteria metallica, chimica gomma plastica, elettricisti, elettronica, ICT e meccanica e subfornitura, per un totale di oltre 43.000 imprese, di cui circa la metà sono imprese artigiane. In queste imprese operano circa 400.000 addetti, di cui 99.000 nell'artigianato. I lavoratori dipendenti sono invece 337.000, di cui 63.000 nell'artigianato. Grazie Giulia per la presentazione. Credo che sia molto importante approfondire questo tema della possibilità della collaborazione con l'ITS anche sotto la forma dell'apprendistato di alto livello. E anche credo sia importante, sia stato utile questo clip video perché ci ha dato un po' di, elementi di numero per capire l'importanza e, anche la vastità e le diverse tipologie di mestieri che si possono incontrare lavorando appunto per il settore della meccanica nel mondo artigiano. Passerei adesso la parola all'ingegner Spanevello, che direi è il nostro ospite d'onore della serata, nel senso che ci porta i contenuti più importanti, cioè ovvero quali sono le figure che vengono formate dall'ITS, ma soprattutto ci aiuterà a capire quelle che sono in qualche modo le modalità e le opportunità di collaborazione che il sistema ha con il mondo artigiano.
Prego, ingegnere. Sì, buonasera a tutti, ho una presentazione che spero... Benissimo, vediamo il video. Se riesce a metterlo in modalità presentazione. Arriva tutto. Eccoci qua. Perfetto. Perfetto, buonasera a tutti. Innanzitutto vi porto i saluti del mio presidente, che è un imprenditore, perché tutti gli ITS, sapete, sono presieduti da degli imprenditori. Il mio in particolare si chiama Luigi Rossi Luciani ed è nostro presidente dalla nascita dell'ITS, e quindi ha fatto le fortune del nostro ITS. Un commento sugli interventi precedenti, molto precisi e molto chiari. A volte fermarsi sui numeri è molto importante per capire i fenomeni che succedono e per capire dove stiamo andando. Quindi mi farò dare molto volentieri le slide degli interventi precedenti, perché servono anche a noi per tarare il nostro intervento rispetto al mondo del lavoro. Io innanzitutto parto con, se va avanti, scusate, eccolo qua, un attimo solo. Parto con una descrizione del nostro ITS. Allora, noi siamo operativi dal 2011. Prima si è detto che gli ITS sono partiti nel 2008, in realtà gli ITS, il decreto è del 2008, i primi ITS in Italia sono partiti nel 2011 con il biennio 2011-2013. Da quegli anni ci siamo allargati con l'idea che dovessero esserci poche fondazioni in Veneto, e quindi sono rimaste 7 le fondazioni, ma ci fossero dei corsi diciamo in ogni punto del territorio veneto, in modo da non solo andare a intercettare i ragazzi, ma soprattutto andare sul territorio ad intercettare quelle che erano le esigenze delle imprese. E questo ci ha dato ragione, perché appunto in 10 anni abbiamo aperto 9 sedi operative che vedete qui riassunte: Vicenza, Treviso, Padova, Verona, Mestre, Schio, Montebelluna, Conegliano, e l'ultima arrivata è Belluno, che parte quest'anno. Abbiamo 5 figure professionali, cioè prepariamo i ragazzi su 5 figure professionali. Vedrete che siamo partiti dall'area meccanico-meccatronica, che è l'area 4, e siamo andati sempre di più verso l'area dell'ICT, perché in questi anni con il 4.0, con tutta l'evoluzione che c'è stata nell'ambito tecnologico, la frontiera tra la meccatronica e l'informatica è andata sempre di più appianandosi, così che abbiamo delle figure intermedie. Siamo partiti, dicevo, dal tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, perché ce l'abbiamo in 7 di queste sedi. Abbiamo in 2 sedi un tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici, e poi c'è questa figura intermedia che è tecnico superiore per la digitalizzazione dei sistemi di produzione industriale, che ha un sottotitolo Industry 4.0, e poi abbiamo 2 corsi che sono prettamente in area ICT, cioè l'Industrial Cyber Security Specialist e il Machine Learning and Data Analyst. 2 parole sulla nostra fondazione. Allora, dal 2011 abbiamo portato a termine 30 corsi, abbiamo diplomato 627 tecnici superiori. Attualmente abbiamo 19 corsi, dei quali 10 al primo anno e 9 al secondo anno. Devo dire che la settimana prossima abbiamo gli esami finali, che è un esame di Stato perché rilascia il titolo di tecnico superiore. Delle 9 classi abbiamo 185 ragazzi che qui a Vicenza faranno l'esame di Stato. Occupabilità media 96%, dipende un po' dalle annate, dipende un po' anche dal fatto che qualche ragazzo fa scelte un po' diverse. Qualcuno dopo l'ITS gli torna la voglia di studiare e si iscrive all'università. Comunque abbiamo sempre avuto delle percentuali di occupabilità che sono prossime al 100%, cioè un posto di lavoro qualificato i nostri ragazzi l'hanno sempre avuto come offerta, poi per le loro scelte ci hanno pensato loro.
Abbiamo 2 corsi nei primi 10 su 201 nel ranking nazionale Indire. Quest'anno siamo stati particolarmente bravi, ma li abbiamo sempre avuti i corsi nei primi posti, per cui vuol dire che la qualità che cerchiamo di dare lavorando assieme alle nostre aziende è sempre diciamo, tenuta a livelli più alti possibili. 5 corsi in premialità nel ranking nazionale Indire. Cosa vuol dire? Vuol dire che i 5 corsi che avevamo 3 anni fa e che sono andati a graduatoria hanno ricevuto dei finanziamenti in più per il fatto che sono corsi di qualità, insomma, che hanno raggiunto almeno i 70 punti su 100 nella graduatoria dell'Indire. La fondazione, perché di fondazione si tratta, ha un bilancio di 2 milioni di euro circa, e ogni anno aggiungiamo corsi e quindi aggiungiamo anche poste di bilancio. Da ultimo è capofila del Polo Tecnico Professionale Meccatronica Automazione 4.0. 2 parole sulla fondazione. Abbiamo 99 soci, dei quali 45 sono aziende, 33 sono istituti scolastici, ci sono istituti tecnici, istituti professionali e c'è anche qualche liceo dentro, 8 centri di formazione professionale, 9 associazioni datoriali, 3 amministrazioni provinciali e una università. Ecco, questa è un po' la carta d'identità della nostra fondazione. Qui pongo l'accento sul fatto che non c'è una collaborazione con le aziende, c'è che le aziende sono l'ITS, per cui sono parte integrante dell'ITS e sono dentro chiaramente a tutti gli organi dell'ITS. Abbiamo sentito prima il signor Boin è entrato, anche se non l'abbiamo ancora comunicato ufficialmente, nel CTS dell'ITS, però assieme a lui troverà altri 8 tecnici di produzione di aziende che sono deputati proprio a creare le progettazioni in modo tale che quello che si eroga a livello di competenze sia assolutamente aderente a quello che si fa in azienda. Questo è il nostro obiettivo. Vado rapidamente, scusate ogni tanto vado indietro, a descrivervi un po' per sommi capi cosa c'è all'interno dei titoli che vi ho detto prima. Abbiamo parlato del tecnico superiore per l'automazione e sistemi meccatronici. Questo tecnico si occupa di progettazione di sistemi meccatronici, di installazione di sistemi meccatronici. Sapete che i sistemi meccatronici sono in gran parte assemblati con componentistica che deve essere fatta dialogare. Ogni pezzo deve essere inserito in un insieme che è complesso e quindi noi prepariamo i nostri tecnici a questo. Gestione di sistemi meccatronici. Per gestione intendiamo tutto quello che riguarda il riuscire a far andare queste linee complesse, e devo dire che in questo abbiamo molti dei nostri ragazzi che vanno ad essere inseriti in aziende che non sono di tipo meccanico-meccatronico, ma che sono ad esempio di tipo alimentare. Ad esempio Veronesi AIA ha dei tecnici nostri, ad esempio l'Acqua Minerale San Benedetto ha dei tecnici nostri, perché queste aziende hanno al loro interno delle linee di produzione che sono meccatroniche, per cui hanno la necessità di avere delle squadre interne che sono assolutamente preparate. Da ultimo, ma non ultimo, la gestione della manutenzione dei sistemi meccatronici. Questa nostra grande capacità di creare impianti automatizzati viene venduta in tutto il mondo e c'è necessità che le aziende si dotino di squadre che siano pronte a risolvere i problemi o stando a casa loro attraverso una gestione a distanza, oppure prendendo la valigia e andando a dare istruzioni o a risolvere problemi dove queste linee sono. Il secondo corso di meccanica e meccatronica è tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici. Qui è un attimo diverso perché non è legato principalmente all'automazione, però è legato principalmente alla produzione e alle lavorazioni avanzate, per cui troviamo di nuovo la progettazione e la prototipazione di prodotti meccanici, l'industrializzazione di prodotti meccanici, la gestione delle tecnologie, la scelta e la gestione delle tecnologie di lavorazione, e torniamo ancora, anche qui capite la grande
importanza della manutenzione dei sistemi produttivi e del post vendita. Si parla di manutenzione predittiva, si parla di sistemi a guasto zero, si parla di tutte quelle cose che le aziende che vogliono stare al passo con i tempi devono riuscire a implementare nelle loro modalità di gestione. Vado rapidamente al tecnico superiore per la digitalizzazione dei sistemi di produzione industriale. Qui si tratta di sostanzialmente andare a prendere attraverso dei sensori, andare a prendere e gestire dei dati, integrarli in un sistema aziendale, trasferire i dati, reti, infrastrutture, cioè trasferirli a tutta l'azienda e anche fuori dall'azienda. E anche qui torniamo sull'aggiornare e mantenere le reti i sistemi informatici che hanno necessità di avere questi tecnici che sono in grado di mettere le mani in queste cose piuttosto complesse. Ecco, questo è un po' questo corso è un po' una scommessa sul futuro. Sappiamo che il 4.0 sta cominciando a entrare nelle nostre aziende, però siamo ancora a livelli molto, molto limitati e abbiamo necessità di avere del know-how, abbiamo la necessità di avere dei tecnici preparati su tutte queste tecnologie. Qui andiamo in un settore che è decisamente diverso da quello meccanico, è l'Industrial Cyber Security Specialist. Qui andiamo, non vi leggo tutte le attività, però sostanzialmente sono i tecnici che o in azienda o in studi di consulenza sono in grado di operare nel settore della difesa aziendale dalle minacce cyber. Non so se vi sia già capitato, ma continua ad essere sempre più frequente il problema di perdite di dati, di situazioni in cui si viene messi un po' in ginocchio dal fatto che c'è qualcuno purtroppo che lavora sulle spalle degli altri e che crede di poter vivere facendo disastri nel mondo del lavoro. In questo il corso è partito per la prima volta l'anno scorso, per cui andrà a esame l'anno prossimo. Stiamo cercando di formare dei tecnici che possano dare una mano in questo senso e da come si sta svolgendo il corso direi che la cosa sta prendendo molto piede. L'ultimo corso deve ancora partire, scusate, è il Machine Learning and Data Scientist. Qui si parla di algoritmi, cioè si parla di lavorare sui dati per disegnare e sviluppare degli algoritmi, scoprire e sviluppare metodi innovativi per processare i dati, rendere i dati comprensibili e fruibili, generare test e ipotesi per l'implementazione di nuovi prodotti, analizzare i dati, analizzare e supportare lo sviluppo di business e condividere le osservazioni. Questa è un'altra scommessa che stiamo facendo. Inutile avere quintali di dati che non si possono e che non si sanno interpretare. C'è bisogno di specialisti che possano operare in questo senso. Andiamo al prossimo. Adesso vediamo quali possibili collaborazioni con le imprese, con il sistema provinciale o regionale della Confartigianato del Veneto. È chiaro che noi viviamo giornalmente a contatto con le aziende perché i nostri ragazzi sono in azienda. Vi dirò di più, il nostro tirocinio o apprendistato che sia è un tirocinio o apprendistato che è molto particolare perché si svolge per 2 giorni alla settimana. I primi 3 giorni i ragazzi stanno in aula e laboratorio, gli ultimi 2 giorni stanno in azienda. Con questo noi chiaramente collaboriamo con le aziende e il rapporto è per tutti e 2 gli anni, quindi un ragazzo viene scelto dall'azienda all'inizio del corso e non alla fine e si fa un match in maniera molto mirata in modo da mandare il ragazzo giusto nell'azienda giusta e così si riesce a fare un percorso di 2 anni al termine del quale il ragazzo è preparato per le cose che servono in quell'azienda. Chiaro che in questo modo la gran parte dei ragazzi resta nell'azienda dove ha fatto i 2 anni di tirocinio.
È possibile poi collaborare perché qualche tecnico aziendale faccia delle lezioni in aula. Non si tratta solo di testimonianze, ma se c'è qualche specifico di tecnologia che si sta svolgendo nelle vostre aziende, è chiaro che noi abbiamo interesse che i nostri ragazzi ne vengano a conoscenza. Quindi parliamo di lezioni a classe ITS che possono essere fatte, possono essere programmate. Visite in azienda su temi specifici. Più che la classica visita aziendale in cui si vede un po' di tutto, noi siamo soliti programmare queste giornate in azienda in modo da affrontare in queste dei temi specifici, cioè una lezione in azienda fatta sul tipo di lavorazione che viene fatto in quell'azienda. Questo è molto importante perché si riesce a evitare il classico giro per l'azienda in cui magari in metà classe si disperde, ma si riesce ad arrivare ad una, diciamo, ad una conoscenza specifica di quello che l'azienda sta facendo. E poi devo dire un'altra cosa, i nostri ragazzi fanno un'altra attività che si chiama team working, cioè un pomeriggio alla settimana i ragazzi si trovano e sviluppano dei temi che a volte vengono suggeriti dalle aziende. Per cui se qualche azienda ha il solito tema che tiene nel cassetto perché non ha mai tempo di svilupparlo, eccetera, noi siamo disponibili a sviluppare durante l'attività di team working con i ragazzi e con i nostri tutor questo tipo di attività. Vado, credo, all'ultima, continuo ad andare, vado, credo, all'ultima slide, così vi tedio poco. Quali sono le caratteristiche di un'azienda per attività di collaborazione con l'ITS Meccatronico Veneto? Allora, mi verrebbe da dire che tutte le aziende possono partecipare. L'importante è che ci siano determinati prerequisiti. Io qui ho indicato un numero di dipendenti maggiore di 10, però ho anche scritto può essere inferiore in caso di aziende di tecnologia avanzata. Cioè deve esserci la possibilità di far crescere il ragazzo in azienda in questi 2 anni. Allora è chiaro che l'azienda con 3 dipendenti che corrono dalla mattina alla sera e che tutti fanno tutto è un'azienda che si adatta poco ad avere un tirocinio e un apprendistato dell'ITS. Questo perché dovete tener conto che i ragazzi dell'ITS sono ragazzi in formazione, vengono in azienda primariamente per imparare. Poi imparano lavorando chiaramente, però devono essere seguiti, quindi ci deve essere la capacità da parte dell'azienda di staccare dei tecnici che chiaramente non a tempo pieno, che però possano seguire i ragazzi. Quindi l'ultimo punto, struttura che consenta al ragazzo di essere seguito da un tutor. Possibilmente la presenza di un ufficio tecnico, perché denota già il fatto che in azienda ci sia una certa struttura, e preferibilmente una produzione propria o comunque non una semplice lavorazione conto terzi. Per carità, potrebbe anche essere questa, però deve essere caratterizzata da elevata tecnologia. Io con questo spero di essere stato nei tempi, ho finito, restituisco la parola e mi riservo poi, se ci saranno domande, se ci sarà spazio, di chiarire ulteriormente. Se c'è qualcuno che vuole intervenire subito, non so come si sviluppa. Allora, sì, grazie ingegner Spanevello, molto chiara la sua presentazione. Mi permetto di sottolineare 2 aspetti perché, come dire, li stiamo sottolineando un po' in tutte le presentazioni, ma in particolare in questa. Allora, gli ITS, come avete visto, creano delle figure di tecnici specialistici, quindi sono figure, come dire, a tutto tondo con delle complessità, cioè con delle competenze specialistiche che riguardano più fasi di processo e più fasi in qualche modo all'interno di un'azienda. E la cosa più importante ancora è che questi corsi in qualche modo si modellano e possono trovare spazio anche in funzione delle aziende che vi partecipano, sia perché una parte essenziale della formazione si fa in azienda, quindi è un learning by 2 in cui ogni ragazzo, a seconda dell'azienda dove farà il tirocinio, l'apprendistato, avrà modo di sviluppare delle competenze specialistiche o di affrontare dei temi specifici, sia perché è possibile anche per le imprese essere
in qualche modo portatore di contenuti e di una specializzazione, di una richiesta che possa essere fatta sia tramite, come ha detto l'ingegner Spanevello, le visite che diventano delle visite di lezione, piuttosto anche col tema appunto di portare dei casi o dei temi che possono essere risolti durante le azioni di team working. Quindi in qualche modo la collaborazione che si può creare tra un'impresa e l'ITS è una collaborazione di una progettualità e coprogettualità comune che va sviluppata durante tutto il tempo con cui si collabora con l'ITS. E do la parola adesso a Carlo Pellegrino, che è il titolare della MEC Service, ma è anche il presidente di Cesar Formazione, quindi dell'ente di formazione di Confartigianato Vicenza, che proprio il signor Pellegrino abbia proprio una testimonianza di come uno stage si possa progettare e riprogettare in funzione anche delle caratteristiche dell'azienda, ma prima di tutto delle caratteristiche del ragazzo che viene ospitato. Prego, signor Pellegrino, se ci vuole raccontare la sua esperienza. Grazie dottoressa e un saluto a tutti i partecipanti. Ma io veramente colgo l'occasione di queste sue ultime parole per appunto raccontare questa esperienza che dal mio punto di vista posso dire essere solo che positiva. Noi nel 2019 abbiamo iniziato ad approcciarci al mondo degli ITS attraverso un progetto, il progetto Ergon, che è stato promosso dalla Confartigianato Vicenza e al quale appunto abbiamo partecipato e siamo stati sottoposti a valutazione, e vorrei enfatizzarlo perché secondo me è una cosa assolutamente importante e che deve assolutamente essere fatta. Siamo stati sottoposti alla valutazione da parte dei due professori dell'ITS meccatronico, i quali ci hanno ritenuto idonei ad ospitare un ragazzo appunto dell'ITS. La richiesta che abbiamo fatto è nata dall'esigenza di inserire e implementare in azienda quelle competenze che ritenevamo assolutamente essere importanti soprattutto per mantenere e per fissare il know-how aziendale non nella testa delle persone, ma nelle, banalmente, nelle procedure e negli hard disk del sistema, senza nulla togliere ovviamente alle persone, però sappiamo quanto alto può essere il rischio di perdere competenze, quindi questa è una strategia che abbiamo adottato e quindi avevamo bisogno di avere una persona che si dedicasse a questo tipo di attività. Noi sappiamo benissimo che le aziende pullulano e sono strapiene di dati che non sempre diventano informazioni. Avevamo altresì quindi bisogno di far diventare informazioni tutta quella mole di dati che in aziende, in MEC Service ormai sono veramente tanti, per farle appunto diventare informazioni che servono in più ambiti, servono nell'ambito produzione, come nella contabilità analitica, come nell'attività logistica, e servono anche perché ci sono delle richieste di personalizzazione da parte dei clienti e quindi di maggior fidelizzazione, ad esempio attraverso la condivisione di dati piuttosto che di sistemi proprio di collegamento eccetera. Quindi c'era tutto un mondo che volevamo presidiare. E qua, ecco, una cosa importante, avendo visto anche la presentazione dell'ingegner Spanavello, è quella che in realtà le esigenze non sono così ben definite in azienda, lo sappiamo tutti, no? Quindi molte di quelle specializzazioni che sono state dall'ITS ben focalizzate in alcune aree di docenza, in realtà in azienda sono molto trasversali, quindi da una parte avevamo bisogno di fare un certo tipo di attività che magari possono essere più attenenti a un'area specifica, dall'altra a un'altra. In realtà la persona, nel nostro caso Alberto, che ci sta seguendo e che interverrà dopo, è risultata una persona molto, flessibile
e soprattutto molto, devo dire, anche preparata, e questo ci ha agevolato tantissimo, tanto è vero che alla fine, innanzitutto nel periodo Covid, noi abbiamo iniziato l'esperienza nel 2019, quindi Alberto ha iniziato a settembre-ottobre penso, no, del 2019. Il 2020 sappiamo benissimo cosa ha comportato. Ecco, devo dire che nel periodo in cui Alberto era, diciamo, in quel limbo dove gli istituti, le scuole non sapevano se potevano far fare tirocinio e quindi mandare i ragazzi nelle aziende, oppure, insomma, noi l'abbiamo assunto proprio in quei periodi in modo che non venisse a mancare la continuità. Quindi abbiamo cercato di dare ad Alberto la continuità, perché per noi dal momento in cui è entrato in azienda era già uno di noi. E questo, diciamo, ci ha aiutato, e penso e spero che abbia aiutato anche Alberto ad avere appunto questa percezione di un lavoro diciamo in crescita, anche in crescita formativa. Infatti penso che abbia fatto tutte le ore disponibili in azienda proprio perché è sempre stato presente. Quindi, come diceva l'ingegnere prima, 3 giorni a scuola e 2 giorni che Alberto ha sempre fatto in azienda, e dove si è messo subito, diciamo, ad imparare e nello stesso tempo appunto, come diceva la dottoressa, learning by doing, cioè imparava e nello stesso tempo faceva. E questa è stata un'esperienza, è tuttora un'esperienza. Adesso la settimana prossima ci sono gli esami. È stata un'esperienza positiva, ma soprattutto, e questo ci tengo a dirlo, è positiva, tanto più si, diciamo, permette a questa esperienza di far crescere l'azienda. Quindi non dobbiamo vederla solo da un punto di vista del ragazzo e portarci a casa solo magari delle attività che non erano presidiate e che adesso vengono presidiate. Secondo me è un'ottima occasione per far crescere anche l'azienda, con nuove competenze, ma anche con una visione strategica probabilmente diversa, addirittura che può impattare sul modello di business. Quindi secondo me una decisione del genere deve in tutti i modi avere veramente una cognizione di causa importante per l'imprenditore, perché può determinare in modo, secondo me, positivo proprio anche il futuro dell'azienda stessa. Sappiamo benissimo che l'azienda è soggetta a rischi di tutti i tipi. Dicevo prima quello delle competenze. Abbiamo bisogno anche di operatori fisici sulle macchine, e sappiamo benissimo, soprattutto in questi periodi, in questi mesi, quanto è difficile è riuscire a portare a casa le persone che alla fine sono quelle che creano il lavoro. Dobbiamo riuscire a farlo nel modo più flessibile possibile, applicando degli standard operativi, tecnologie lean che noi ad esempio stiamo adottando e che devono essere presidiate. Quindi c'è tutto un lavoro, secondo me, anche a livello organizzativo, dove queste figure preparate dagli istituti tecnici superiori hanno veramente un campo di impiego, ma nel senso ovviamente di insegnamento e di applicazione molto grande, proprio trasversale alle varie attività e le funzioni dell'azienda. Bene, grazie signor Pellegrino per questa testimonianza, perché in qualche modo esemplifica anche un aspetto di, come dire, un'esperienza dove si cresce insieme, cioè cresce il ragazzo che fa un'esperienza, ma cresce anche l'impresa, tanto più in qualche modo riesce a fare spazio al nuovo di cui è portatore magari un ragazzo con delle competenze specialistiche che fino a prima magari in azienda non c'erano. Adesso allora sentiamo anche la voce di Alberto, che, come dire, non potrà che parlare bene visto che è il suo futuro titolare, ma a parte questo, insomma, Alberto, se ci puoi raccontare un po' la tua esperienza, ma io ti chiederei prima di tutto perché tu hai scelto di fare l'ITS, perché questo secondo me è un tema molto importante, perché ci avvicina un po' al tema dell'orientamento. Buonasera a tutti intanto. Io ho fatto un liceo scientifico, quindi un mondo molto distante da quello delle aziende. Alla fine... Posso chiederti, un liceo scientifico tradizionale o lo scientifico tecnologico? No, il tecnologico. Il tecnologico. Quindi dai, comunque... Che scelta l'avevi fatta, diciamo? Sì, diciamo che poi alla fine di questo percorso mi sono iscritto all'università
come molti dei miei coetanei. Ok. Percorso che ho abbandonato dopo 4 mesi perché non vedevo quello che stavo cercando, volevo entrare nel mondo del lavoro più facilmente, più velocemente e ecco, in maniera un po' più mirata, perché ecco, insomma, quindi E quindi dopo hai scelto di fare la selezione per l'ITS che avrai superato brillantemente. sì, esatto, c'è un test di ammissione. Certo. E poi quando ti è stata fatta la proposta di fare lo stage in Mac Service, cosa ti ha colpito di questa azienda? Beh, mi ha colpito intanto la possibilità di imparare molte più cose rispetto magari a un'azienda molto più grande che ti inserisce già in una posizione magari ben precisa e inquadrata, ecco. E quindi in qualche modo hai avuto un progetto più autonomo, ti sei, come dire, trovato a gestire più fasi di un processo, insomma un'attività più aperta, insomma, che ti ha fatto vedere a tutto tondo l'azienda. Sì, esatto, molto collaborativa. Molto collaborativa. E come dire, con i tuoi colleghi ti trovi bene? Beh, io mi sono sempre trovato bene, insomma, c'è un bell'ambiente sia nella fabbrica che negli uffici stessi, sempre stato nessun problema. E tu consiglieresti ad un tuo coetaneo di fare l'ITS al posto dell'università? Certo, bisogna ovviamente avere la voglia di imparare, perché è un percorso non tanto conosciuto e non così diretto e cioè, non facile, però nel senso inquadrato come l'università bisogna riuscire a avere la voglia di imparare nell'azienda. Quindi diciamo che a differenza dell'università dove magari tu non vedevi uno sbocco diretto, qui l'hai visto subito perché hai potuto subito toccare con mano le esigenze delle imprese, dall'altra parte però tu dici c'è richiesta più voglia di fare, quindi bisogna aver voglia di fare, di confrontarsi con i problemi della quotidianità ma allo stesso tempo di crescere, insomma, quindi questa è la tua testimonianza. Certo. Beh, grazie Alberto e ti facciamo anche gli in bocca al lupo visto che abbiamo capito che tra qualche giorno avrai gli esami, giusto che si conclude e poi rimarrai, se non ho capito male, a lavorare in Mac Service, giusto? Sì. Bene, quindi in bocca al lupo per gli esami ma soprattutto in bocca al lupo per la tua carriera professionale in questa azienda, in tutto il settore e grazie per la tua disponibilità. Grazie. Bene, grazie Alberto e grazie al signor Pellegrino. Prima di passare alle altre testimonianze avrei una domanda che ci è arrivata in chat, ecco, dico a tutti se avete delle domande da fare, degli approfondimenti potete segnalarlo in chat e noi rivolgiamo le domande. Allora avrei una domanda per l'ingegner Spanevello perché ci chiedono se è prevista un'apertura delle sedi anche nella zona del Veneziano, in particolare dell'area del San Donà, quindi stiamo parlando del Veneto orientale. Allora, è un tema delicato perché l'apertura di nuove sedi comporta che ci siano determinati prerequisiti, elementi fondamentali per non rischiare di fare dei buchi, nel senso che i corsi ITS partono se ci sono 20 ragazzi iscritti, almeno 20 ragazzi, in realtà noi ne vorremmo avere almeno 24 per riuscire, e anzi alle selezioni ne vorremmo avere anche una quarantina. 40, giusto? Meglio uno in più da selezionare che uno in meno di solito. Uno dei problemi grossi che ci sono è il fatto che non abbiamo, soprattutto in alcune zone, non abbiamo una attrattività sufficiente e quindi il numero di ragazzi che si iscrivono è basso. E noi abbiamo già un numero di corsi che sono notevoli, da San Donà possono andare a Mestre, non so quanto lontano sia Conegliano, ma insomma lontano, vabbè. È un po' logisticamente secondo me scomodo, al di là del chilometraggio bisogna sempre vedere le comodità e le scomodità, ecco. Non possiamo fare un corso per ogni campanile. Certo. Quindi ogni proposta viene vagliata, ci sono una serie di elementi che vengono valutati. Sicuramente. Chiaramente il numero di aziende che ci sono nella zona, chiaramente il numero di scuole che possono dare ragazzi, chiaramente tutto quello che si può, diciamo che può far sì che il corso parta.
Dopodiché la volontà è sempre quella di fare tanti corsi, però fare tanti corsi vuol dire anche un certo impegno anche economico. Volevo dire solo una cosa in questo senso. Sì, grazie. Perché si dice che i corsi sono finanziati, è vero, perché la Regione Veneto ci ha sempre molto aiutato, quindi finanzia i corsi, finanzia i corsi anche il Ministero dell'Istruzione. Però i corsi sono finanziati parzialmente, cioè su costi standard attorno ai 300.000 euro e costi reali attorno ai 230.000 euro, il contributo pubblico è di 170.000 euro, per cui bisogna che ci sia anche una certa copertura economica. Certo, quindi ci vuole un sostegno economico che è dato sia dalla, in qualche modo, partecipazione delle imprese e delle fondazioni, dalle quote di iscrizioni che i ragazzi pagano per partecipare ai corsi e dalle premialità che vengono appunto che vengono a acquistare. Ecco. Comunque eventualmente si può anche fare questa considerazione, nel senso che magari si può chiedere a un ragazzo un investimento nel venire a fare la formazione magari in un luogo un po' distante e magari poi abbinargli un tirocinio nell'area di residenza in modo tale che possa poi in qualche modo essere vicino al luogo di lavoro, che speriamo sia, come dire, più duraturo, più lungo del percorso degli ITS, e magari l'azienda può sostenerlo magari nell'investimento che questa persona fa, nell'investimento del tempo e del trasferimento. Questo è quello che facciamo normalmente. Benissimo, grazie ingegnere Spernavello anche per questa precisazione. Allora, prima di passare all'ultima parte della nostra serata, che è appunto questo momento di confronto con altri 4 imprenditori con le loro in qualche modo esperienze di tirocini di tecnici specialistici, io invito tutte le aziende presenti a partecipare ad un sondaggio che facciamo velocemente utilizzando la piattaforma di Zoom. Questo perché vi invitiamo in qualche modo a dare già subito un'eventuale disponibilità a partecipare in modo proattivo alla realizzazione degli ITS. Potete fare una o due scelte, quello che volete, quello che ritenete più opportuno. È un sondaggio che facciamo in questo momento e poi, come dire, approfondiremo eventualmente successivamente con ciascuno di voi, però la domanda è: se avete voglia di partecipare agli ITS offrendo una testimonianza, una docenza come illustrato l'ingegner Spagnevello, oppure se vi interesserebbe ospitare in stage un ragazzo o prenderlo con la formula dell'apprendistato che abbiamo visto durante la presentazione della dottoressa Rosolin. Io lascio il sondaggio aperto, potete adesso votarlo e intanto che voi votate noi sentiamo in qualche modo le esperienze di 4 imprenditori che ricordo sono Fabrizio Bisognin, Massimo Camerin, Walter Cavinato e Gianfranco Pauletto. Allora inizierei dal signor Fabrizio Bisognin e gli chiederei appunto, dopo una breve presentazione della sua azienda, se ci racconta un po', lui che lavora nel settore delle automazioni, qual è la sua esperienza con il mondo degli ITS e quali sono in qualche modo le specificità di questa relazione che voi avete avuto anche grazie all'intermediazione dell'Associazione di Confartigianato Vicenza, che vi ha aiutato proprio a mettere in campo e ad ospitare per primi i tirocinanti degli ITS. Signor Fabrizio, prego. Buonasera a tutti i presenti e grazie dell'invito. Io sono Bisognin Fabrizio, titolare della medesima azienda situata nel Basso Vicentino a Sarego. Noi siamo presenti nel mercato da più di 27 anni. Nel nostro interno sono presenti tutte le fasi che servono a realizzare una macchina o una linea di produzione che ci vengono richieste dai clienti. Noi abbiamo prevalentemente, anzi direi esclusivamente, clienti diretti. Dalle analisi alle progettazioni, all'elettrico, elettronico, informatico, fino ad arrivare alle meccaniche, oltre al classico commerciale, amministrativo e marketing. Inoltre poi abbiamo negli anni strutturato anche un laboratorio per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo nelle nuove sfide tecnologiche. La meccatronica da noi in particolare, visto che affrontiamo questo argomento questa sera, è proprio il nostro cardine, proprio la meccatronica è quello che fa per noi guai venisse a mancare. Infatti le nostre macchine speciali ed impianti di automazione che noi realizziamo ci ha permesso
diciamo in questa parola proprio meccatronica, di crescere e trasformandoci nella realtà che siamo negli anni, dando soluzioni chiave in mano in diversi contesti, dall'alimentare al farmaceutico, alla logistica, cioè riusciamo a oltre ad avere dei nostri prodotti, in particolar modo magazzini automatici, navette, AGV, robot, riusciamo anche a diversificare in altri sistemi dove ci vengono chieste delle macchine particolari, se non prototipi e unici esemplari che esistono al mondo, e ne abbiamo fatti diversi. Dunque meccatronica per noi vuol dire tantissimo. Ringrazio moltissimo, questa diciamo, è la nostra, diciamo, sintesi aziendale, perché poi ne avrei da raccontare moltissime, ma non voglio rubare molto tempo. Ringrazio molto Confartigianato Vicenza, perché tramite Confartigianato mi è stato permesso di conoscere il TS Meccatronico di Vicenza, perché prima ne sentivo parlare, abbiamo cercato anche noi di mandare delle mail o altro, però difficile, se non hai qualcuno che ti presenta fai fatica a farti conoscere, però meglio tardi che mai ci siamo riusciti tramite Confartigianato, e ritorno a dire ringrazio moltissimo. Da 2 anni abbiamo nel nostro interno 2 ragazzi, tra cui uno ha terminato nel mese scorso, e vi dico la sincera verità, proprio questa mattina, sentendolo così per organizzare le varie assunzioni, ha riconfermato la sua disponibilità di venire presso di noi a lavorare. Dunque posso dire che questo primo percorso, che mi auguro sia lunghissimo negli anni, che adesso abbiamo affrontato anche noi con l'ITS, sia proprio il primo di tanti altri che noi potremo andare ad assumere. Infatti sono veramente orgoglioso, perché tra l'altro è una figura preparata e importante, e di cui assieme abbiamo affrontato diversi progetti inizialmente strutturati con la scuola, ma poi via via, visto che noi ci occupiamo di diverse materie, anche andati un po' oltre, anche per testare, vedere cosa che il ragazzo riesce effettivamente a fare. Dunque per noi è stata veramente importante affrontare anche questo percorso, oltre che avevamo già anni addietro affrontato quelli relativi agli istituti tecnici di varie nature. Non dimentichiamoci che con l'università noi abbiamo sempre collaboriamo tuttora, anche con alcune extranazionali, cioè Svizzera ed altro, per motivi ben specifici. Però quello che vedo nell'ITS, non conoscendoli proprio bene come in questi 2 anni, per noi è il nostro futuro, ci volevano questi progetti, ci volevano queste alternanze scuola-lavoro. Non da meno vi dico che proprio nei mesi scorsi ci hanno chiamato anche degli altri ITS fuori regione per altre materie non legate all'ITS di Vicenza, e stiamo ospitando dalla scorsa settimana un altro ITS proveniente da un'altra regione per altre materie. Dunque la mia testimonianza, posso dire, più che positiva, ne ha speranza, però ne ha speranza che continui, perché si inizia un buon percorso, ma deve essere mantenuto anche nel tempo. Da parte nostra cercheremo di dare il nostro meglio. Bene. Mi auguro anche l'ITS non ci abbandoni nel più bello che adesso abbiamo iniziato, perché se no veramente, vi dico sinceramente, il signor Pellegrino può confermare, tempo addietro era molto titubante e anche negativo sul dire dobbiamo andare avanti, fermarci, perché non abbiamo diciamo davanti il futuro, ma se il futuro è questo che attualmente, diciamo, in questi 2 anni ci è stato permesso, bene, andiamo avanti. Io imprenditore, parlo in plurale, imprenditori, vediamo il futuro, vediamo che possiamo finalmente dire continuiamo la nostra realtà di costruire macchine che
in primis noi nel Veneto, a livello mondiale, cioè, a livello di macchine siamo portati molto molto in alto e sarebbe grave abbandonare. Abbiamo questa proprio, diciamo così, nostra padronanza, se mi permettete. Grazie signor Bisognin per questa testimonianza, perché sottolinea un aspetto molto importante, cioè il futuro e l'innovazione si costruisce proprio sulla possibilità di poter contare su giovani leve che riescono ad entrare in azienda portando appunto un valore aggiunto, ma soprattutto una forma di collaborazione costante. E credo che anche per il signor Camerin, il signor Massimo Camerin di OMEC, il tema, anche se mi sembra che il signor Camerin non abbia ancora fatto delle esperienze dell'ITS, però possa essere molto simile, visto che anche il signor Camerin è un'azienda che ha iniziato come lavorazione conto terzi e adesso invece si occupa di automazione, robotica collaborativa, dei progetti in proprio molto interessati. Quindi, signor Camerin, appunto la sua esperienza. Sì, buonasera a tutti, in particolare al Presidente Boin, saluto. Sì, la mia azienda è un'azienda che è nata con me e mio fratello, due soci che abbiamo fatto, tutti e due abbiamo fatto l'ITIS di Conegliano, ancora 30 anni fa, e è nata 30 anni fa e era nata come lavorazione conto terzi. Di qui poi negli anni abbiamo cambiato tipologie, settori, abbiamo ampliato, adesso siamo circa 25 unità. In tutti. 10 anni fa c'è stata questa rivoluzione, chiamiamola così, perché il mercato era un po' altalenante, c'è stata poi la crisi del 2009 e abbiamo deciso, con l'aiuto di persone esterne che conoscevamo, di avviare un processo, quello di costruire automazioni. Più che altro noi facciamo integrazione di sistemi con personalizzazione per manipolazione e lavorazione di prodotti industriali. È una cosa che è nata così per sfida e che dopo il primo anno aveva avuto già buoni risultati e stiamo andando avanti perché i tempi diciamo così sono sempre in continua evoluzione, no? Però stiamo lottando, lavorando per far sì che queste cose vengano, cioè, continuino in maniera massiccia ad essere operanti nel nostro settore, nella nostra azienda. Di fatto abbiamo spostato parecchi personale nel settore dell'automazione e noi copriamo le necessità, cioè ne capiamo le necessità di automazioni che non sono reperibili da costruttori. Come diceva prima, diciamo che si diceva prima, noi facciamo i prototipi generalmente. È un po' una sfida perché comunque non sempre riescono, cioè non riescono, alla fine poi riescono e vengono bene, ma voglio dire c'è una sfida perché ci deve mettere del proprio sacrificio eccetera, perché non è facile. Poi quando fai una macchina che è uguale all'altra è più facile, diventa più semplice e hai già fatto il percorso. Fare cose prototipi è sempre un problema iniziale. Comunque ci stiamo riuscendo, è una cosa bella. Stiamo investendo nei giovani, soprattutto io sono ancora giovane e credo nei giovani e quindi ecco questa opportunità. Sono convinto di questo ITS che possa dare molte opportunità con i ragazzi, soprattutto perché noi abbiamo nelle nostre automazioni che facciamo, abbiamo la robotica, i robot indexati, i collaborativi, usiamo sistemi di dosaggio, sistemi di alimentazione e orientamento, sistemi laser, gli impianti oleodinamici, gli assi elettrici, cioè tutta una serie di componentistica di cui abbiamo bisogno che anche i ragazzi giovani ne siano a conoscenza. Allora la fortuna di questi ragazzi secondo me è quella di avere sì delle nozioni di base, no? Però poi di fare esperienza nelle aziende, se hanno la passione che tante volte vale del 50-60%, diciamo che si riesce a fare un percorso, un cammino che poi te li puoi tenere in azienda ovviamente. Il fatto prima che si parlava che l'ingegnere Spanevello diceva no, io gli argomenti della meccatronica eccetera noi li stiamo utilizzando appieno, il fatto dell'area 4, area 5 sono cose che facciamo, siamo arrivati a fare anche le macchine, le automazioni nostre sono tutti prototipi con il 4.0, cioè noi diamo al nostro cliente il 4.0 che poi alla fine è il vero 4.0 nel senso di sistema collegato di gestione poi dei dati e quindi è una cosa che è una nostra sfida perché noi siamo ancora piccoli in questo senso sulle automazioni, però abbiamo bisogno di crescere e dobbiamo crescere con i giovani che possono venire fuori da un ITS e che siamo ben felici di accoglierli, questo l'avevo già anche sottolineato prima. Quindi questo un po' è la nostra storia e
vi dico solo un dato, io ho avuto ogni giorno, al di là poi del fatto che noi siamo forti, la nostra azienda è partita un po' al rovescio, cioè le automazioni, siamo diventati a costruire automazioni avendo alle spalle una capacità e un'esperienza nel campo delle lavorazioni meccaniche, perché abbiamo lavorato sempre con tutti i settori, con tutte le aziende che più grosse, e quindi abbiamo una notevole esperienza, al di là del fatto che magari tante aziende che fanno automazioni ci danno da fare i pezzi, non hanno macchine o diciamo non hanno personale o macchine, attrezzature per poterli costruire. Quindi noi abbiamo un'azienda che è completa con sistemi anche di controllo, abbiamo anche degli uffici dei tecnici dove abbiamo la progettazione, ma anche dove abbiamo la lavorazione CAM, cioè quindi le macchine sono testate. Prima ritornavo al discorso, mi sembra che non so se era il signor Pellegrino che diceva adesso andando avanti avremo sempre meno personale qualificato, tecnici, operatori alle macchine utensi, se vogliamo, cioè già difficoltà a trovarli, e nel tempo avremo bisogno di più persone magari che si dedicano in ufficio al CAM, no? Quindi alla gestione della lavorazione meccanica, e le macchine che vanno da sole, che hanno magari la possibilità di avere degli operatori meno, diciamo così, professionalizzanti, che magari però vengono coinvolti, ma dove tutto il resto viene fatto in ufficio. Questa è una cosa che stiamo facendo anche noi con dei percorsi, con dei programmi ad hoc, e anche molto costosi, però è una cosa che stiamo facendo per il futuro, perché purtroppo il personale è difficile trovarlo. E una cosa che volevo dire a ragione del fatto delle professionalità dell'ITS è che tante aziende che io conosco in tutti i settori, che può spaziare dal legno a tante altre cose, hanno la difficoltà a trovare personale qualificato, tecnici, per far andare le macchine automatizzate, ma anche come manutentori, cioè c'è una notevole necessità, diciamo, di personale, no? Di tecnici che cioè, mi stai chiedendo continuamente se gli do i miei, io i miei me li tengo, però questo è il problema, cioè dobbiamo crescere persone, tecnici validi, perché il mondo si sta automatizzando, proprio per un discorso di concorrenza globale, che lo sappiamo, no? E quindi abbiamo troppi costi, non è che vengano a mancare le persone, perché ci sarà sempre la persona a fianco alla macchina o al processo, però i tecnici sono importanti. E un dato di fatto è che noi vendiamo le nostre macchine a delle aziende dove all'interno ci sono dei tecnici, e allora tante volte succede che questi tecnici ci aiutano, nel senso di non dover noi correre, no? A dover andare a fare l'assistenza, eccetera, perché loro stessi hanno voglia di imparare, o comunque di ingegnarsi su quello che noi abbiamo fatto, e fanno loro da assistenza, no? Quindi per noi è già un vantaggio, perché se devi andare a Torino, a Milano, piuttosto che in altri posti, diventa complicato, diventa anche costoso, dispendioso, invece così loro si arrangiano. Quindi il fatto di avere tecnici professionalizzanti, professionali che possano, diciamo così, dare una mano a far crescere le aziende è fondamentale, secondo me, è il futuro. Ecco, tutto lì. Benissimo, Bene, grazie signor Camerin per questa testimonianza, perché, come dire, esemplifica un po' l'esperienza di molte, credo, artigiane, quindi in qualche modo una flessibilità produttiva, una capacità di adattarsi, ma anche il fatto di mettere i nostri apprendisti, i nostri operatori di fronte a problemi ogni giorno diversi. E credo che sia anche questa l'esperienza di Walter Cavinato della New Metal SAS, che come dire, è un'azienda artigiana nata nel 1999, che sta investendo proprio in tecnologia, in figure multitasking e in piccole serie su misura che produce per terzi. E mi pare che il signor Cavinato si stia anche inventando in qualche modo un percorso di crescita interno all'azienda un po' diverso, proprio per favorire lo sviluppo di nuove competenze. Giusto, signor Cavinato? Signor Cavinato, non la sentiamo, se può attivare l'audio. Eccoci qua. Ecco, adesso mi sentite? Sì, prego. Allora, buonasera a tutti. Sì, come diceva giustamente lei, dottoressa, la nostra azienda artigiana, con forte vocazione artigiana, che è stata fondata nel 99 da me e mio padre. Noi arrivavamo, anzi mio padre arrivava sostanzialmente dal settore dell'aspirazione industriale, con particolare riguardo alla grande ristorazione, quindi noi facevamo e facciamo tuttora impianti per l'aspirazione dei ristoranti delle grandi comunità. Questo ci ha permesso, diciamo così, visto la complessità e anche la delicatezza
dei nostri lavori, insomma dei nostri impianti, di introdurre nel tempo delle macchine, delle tecnologie, la conoscenza della materia prima, che ci ha portato a poi poter estendere anche, diciamo, la nostra conoscenza a altri settori, come per esempio impiantistica alimentare, nell'impiantistica del legno, fino all'automotive, non disdegnando anche il design, insomma, proprio per la nostra, diciamo così, peculiarità di essere un po' un'azienda che produce degli impianti, come dicono gli inglesi, tailor made, come che diciamo noi altri qua, fatti su misura, ok? Siamo in grado appunto siamo stati in grado, siamo tuttora in grado di far fronte anche a richieste magari un po' particolari da parte di architetti o progettisti o quant'altro, insomma, per quanto riguarda la lavorazione della mira, in vari ambiti, in vari settori, fino ad arrivare addirittura all'arredo urbano ultimamente con sto Corpè che sta andando alla grandissima. Comunque questo per dire cosa? Per dire che la nostra è un'azienda, diciamo così, che spazia su più ambiti, in più campi. Abbiamo una dimensione sicuramente artigiana, ma stiamo investendo soprattutto negli ultimi anni, insomma, stiamo muovendo verso la digitalizzazione, come diceva giustamente prima Carlo. È importante riuscire intanto ad avere dei macchinari all'avanguardia e moderni, efficienti, efficaci, con programmazioni da remoto, proprio per togliere quella che è la competenza delle teste e metterla quella che è la competenza del sistema azienda. E poi anche per riuscire appunto a raccogliere tutta questa serie di dati e di informazioni che sono molto efficaci e importanti in questo momento, e lo saranno sempre di più in futuro, per essere just in time, cioè per avere il polso della situazione senza dover, come si faceva prima, carte, cartine, scartoffie che gira e compagnia cantante. Ovviamente questo non è un passaggio, diciamo così, indolore, nel senso che per aziende come le nostre, in cui diciamo tutti fanno un po' tutto, si tratta di fare una rivoluzione, cioè bisogna trovare compiti, attribuire competenze, ma soprattutto bisogna inserire dei giovani, bisogna inserire delle nuove leve con delle nuove energie, con un nuovo modo di concepire, e soprattutto che abbiano quella che viene denominata la generazione digitale, cioè i ragazzi sono sicuramente più adatti a noi per quanto riguarda il discorso di utilizzare la digitalizzazione, perché sono nativi digitali. Ecco, in questo, senza voler tediare o togliere tempo alla discussione, devo dire che noi, in un percorso un po' articolato, perché insomma io non conoscevo l'ITS, l'ho conosciuto casualmente proprio per mezzo di un cliente, una dottoressa che è venuta, che aveva un progettino da fare, che abbiamo sviluppato insieme, l'abbiamo accompagnato, eccetera, eccetera, fino alla realizzazione. E appunto, parlando del più o meno ma come mai, come non mai, insomma è risultata essere una docente dello UAV e che si occupava appunto di docenze anche all'ITS. Con questo insomma ci siamo conosciuti, e cosa tira cosa, e abbiamo inserito proprio quest'anno un tirocinante che abbiamo inserito nel nostro ufficio tecnico, che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, e che devo dire appunto che hanno cioè è chiaro che la scuola non fornisce una persona che è al 100% adatta a essere inserita nelle nostre aziende, ma è anche chiaro che comunque questo tipo di formazione che hanno risulta essere efficace e facilmente, come possiamo dire, indirizzabile per quelle che sono poi le esigenze delle aziende, perlomeno della nostra, insomma, cioè non ho trovato queste enormi difficoltà. E come diceva lei prima, sì, se ne rubo ancora un momento, è il discorso di un approccio diverso, è questo, che siccome noi abbiamo un grosso problema di
come dire, sostituire le maestranze che vanno in pensione, quindi di sostituzione generazionale. E abbiamo visto insomma, che non è facile inserire nelle nostre aziende persone che facciano la gavetta, no? Conoscono il lavoro, diciamo, dalla fine, ok, dalla produzione vera e propria, e che quindi non hanno la pazienza di aspettare, di avere le competenze, di comprendere, eccetera. Allora ho pensato, vabbè, visto che ormai le tecnologie ci danno la possibilità di avere anche la prototipazione, la progettazione, perché non provare a vedere se riusciamo a inserire una persona, delle figure che abbiano delle competenze in questo e che poi possano seguire il progetto, diciamo proprio dal progetto alla realizzazione con tutto. Adesso non dico che si devono andare alle macchine proprio, però insomma seguire il processo in questa nuova forma, quindi dall'idea, ok, sviluppare l'idea, sviluppare un prototipo digitalizzato, virtualizzato, per poi arrivare al prodotto finito. Può essere un prodotto di serie come magari possiamo fare noi, oppure un progetto su richiesta dei clienti. Insomma, ecco, questo. E da quello che posso vedere sembra che l'idea piaccia, quindi magari potrebbe essere anche una chiave di svolta. Comunque sicuramente l'ITS fornisce delle competenze ai suoi studenti che sono interessanti, che sono molto facilmente implementabili nelle aziende. Questo non voglio. Benissimo, grazie signor Cavinato, grazie anche per questa condivisione di questo percorso di reverse training, cioè di solito si partiva dalla macchina e si arrivava in ufficio tecnico. Capiamo che i ragazzi di oggi hanno poca pazienza, sono abituati al just in time perché nascono in questa epoca di nativi digitali, quindi sono abituati, e quindi, come dire, bisogna farli innamorare del prodotto dopo che magari hanno visto il progetto e hanno avuto modo di confrontarsi con le nuove tecnologie. E passo la parola adesso al signor Gianfranco Pauletto di Tecnotubi. Anche Tecnotubi è una bella azienda che progetta telai industriali che si applicano in diversi contesti, e sicuramente anche lui avrà qualcosa da condividere in merito alle competenze tecnico-specialistiche. Signor Pauletto, al microfono spento. Mi sentite? Sì, perfetto, eccoci. Buonasera a tutti, mi presento, sono Gianfranco Pauletto, sono amministratore della Tecnotubi SRL, azienda che si occupa di telestica in lega leggera. Tecnotubi nasce nel 1988, allora con mio papà e mio fratello, poi nel tempo mio papà è mancato, mio fratello ha trovato altre strade, sono rimasto solo, amministro Tecnotubi. Siamo circa 25 persone e ci occupiamo di telaistica. Telaistica è generico, ma spaziamo dal settore dell'arredamento, telaistica industriale, telaistica per il settore aeronautico, ma in particolare il nostro core business è focalizzato sul primo settore. E lì da qualche anno stiamo sviluppando un progetto sul quale sarebbe interessante avere dei ragazzi che capiscono di meccatronica, perché sta per una barella a comando idraulico con un sistema di caricamento, quindi si parla di dispositivi elettronici, idraulici, sistemi di comunicazione infrarossi, cose. Quindi ben venga questa realtà che io non conoscevo sinceramente. Anche se da sempre cerco il contatto con gli istituti tecnici, per modo politico, Scusi signor Gianfranco, riuscirete ad avvicinarsi un po' al microfono, ad alzare un po' il volume, perché in alcuni momenti la sentiamo un po' male. Il volume sono un po' lontano, vediamo se riusciamo ad alzare il volume. Mi sentite meglio così? Sì, un po' meglio, grazie. Niente, quindi
Da qualche anno affrontiamo anche questo tipo di prodotto, un prodotto diverso, non soltanto semplice telaio, ma un sistema di caricamento delle barelle sulle ambulanze. E lì ci verrebbe molto utili figure come quelle che voi preparate nel campo della microcronica, perché avendo elettronica idraulica e comunicazione tra i sistemi, quindi ci auguriamo che questo progetto prenda piede, si diffonda. Ripeto, me ne rammarico il fatto che non lo conoscevo, sicuramente non pone bene di vantaggio, probabilmente bisogna spingerlo, no? Pubblicare. Io da sempre cerco, quando ho occasione, con qualche politico, qualche cosa, cerco di discutere in questo senso. Dobbiamo fare un lavoro importante dal punto di vista della scuola, e questo è un segnale importante, secondo me. Bisogna cambiare un po' la cultura, no? Perché noi ancora spesso sentiamo parlare di operai, invece sempre di più i nostri non sono operai, sono tecnici, sono specializzati, hanno una formazione importante che dura anche degli anni. La mia esperienza è un ragazzo che è uscito nel 2017 dall'ITIS, lo aspettavamo ormai da mesi perché erano le liste di ragazzi che dovevano fare gli esami, e lui ha fatto l'esame il giovedì, credo, e lunedì partito con noi, eravamo in 7, in 5, siamo partiti per 7 giorni per un corso su un impianto taglio tubo laser. E il ragazzo ha iniziato a bordo macchina e attualmente in percorso in ufficio sviluppa, oltre che curare il 4.0 della macchina, sviluppa offerte e cura in particolar maniera il taglio laser. L'anno scorso è arrivata una nuova macchina che comunica, che è interattiva con il laser, quindi si parla di taglio laser combinato alla curvatura, quindi abbattimento dei costi, e lui ci sta seguendo in questo progetto. Quindi credo di interpretare il sentimento di tutti dicendo che c'è fame di questi ragazzi, c'è fame sul territorio. Io parlo con i miei colleghi e tutti quanti, figure di un certo livello, ma anche figure un po' minori, sono difficili da trovare, ma perché secondo me, a mio modesto parere, manca un po' la cultura di questo. Non si pensa ancora che la fabbrica sia un lavoro inferiore ad altri. Invece io credo che si possano fare dei percorsi di crescita e anche carriera, sia dal punto di vista della soddisfazione ma anche remunerativo, affrontando questo tipo di percorso. Bene. Grazie signor Pauletto, e come dire, lei proprio con questa ultima testimonianza, ultimo incontro programmato, diciamo, apre un tema molto caro che è il tema dell'orientamento, nel senso che una forma di collaborazione che ovviamente in qualche modo dobbiamo trovare di dare come sistema è anche quello di aiutare il numero maggiore di persone ad avvicinarsi a questo tipo di percorso, proprio perché portiamo in qualche modo delle testimonianze di percorsi di crescita e di sviluppo personale che dentro le nostre aziende possono essere fatti, come ci avete testimoniato tutti gli imprenditori che sono intervenuti questa sera, ma voi in rappresentanza di tutti gli altri che ci stanno ascoltando e che credo possano condividere proprio questa disponibilità a fare un lavoro insieme per non solo ospitare i ragazzi, ma proprio per aiutare gli ITS a sviluppare nuove figure professionali, nuovi percorsi, proprio grazie a nuovi giovani che decidono di fare questo percorso. Prima come dire, di chiudere questa serata, lascio la parola a Nerio Dalla Vecchia, vicepresidente di Confartigianato Vicenza, per i saluti finali. Prima però, scusate, un minuto solo, signor Dalla Vecchia, do i risultati del sondaggio, perché come dire
Ecco, li vedete tutti. Allora, hanno risposto 26 imprese, 26 tra presenti, e come vedete 24 si sono rese disponibili per uno stage o per un apprendistato e 9 si sono rese disponibili anche per una testimonianza e per una docenza. Quindi, ingegnere Spanevello, come dire, abbiamo modo e come numeri per collaborare. Speriamo presto di ampliare in qualche modo la platea e la rosa di aziende artigiane che partecipano al vostro ITS. Grazie, noi siamo qui. Bene, grazie, grazie. Passo la parola per i saluti a Nerio Dalla Vecchia, grazie. Bene, buonasera a tutti anche da parte mia. Per chi si è collegato un po' in ritardo, informo che io sono collegato dal quartier generale di Confartigianato Vicenza e questa sera abbiamo avuto anche il piacere, che ha seguito questo webinar, la giunta esecutiva, per cui ringrazio il Presidente, il Segretario Dottor Giacomi e i colleghi di giunta, per cui non abbiamo fatto preferenze per quanto riguarda il tema dei webinar, perché siccome erano solo 2 che cascano di lunedì, questo era il primo lunedì, noi ci incontriamo tutti i lunedì per fare giunta, allora eravamo così in qualche modo premurosi anche noi di avere delle informazioni e soprattutto le testimonianze dei nostri colleghi imprenditori. Bene, io faccio parte anche del tavolo tecnico, per cui sono molto soddisfatto, avevo già un feedback dei primi 2 webinar, sono andati molto bene, ma stasera partecipando a questo mi rendo conto quanto il tema sia importante per le imprese. Ringrazio anche per questo il Presidente della Federazione Roberto Boschetto, perché quando abbiamo fatto questa proposta di questo tavolo subito accettato, perché era sicuramente sensibile a questo tema. Io arrivo anche da un'esperienza dell'ITS, perché ho un dipendente che è arrivato a questo percorso, ha iniziato nel 2018 e ha finito nel 2020 e adesso lavora con noi, però questa sera non sono io il testimone, devo cercare di far sintesi di tutto quanto è stato detto, per cui sono state dette tante cose, io non vorrei allungarmi più di tanto. Le testimonianze che abbiamo ascoltato hanno evidenziato quanto sia strategica la collaborazione tra le nostre imprese e i giovani dell'ITS. Ci hanno dimostrato che non solo il dialogo è possibile, ma necessario, e che può essere una straordinaria occasione di crescita per entrambi. Prima Giulia accennava questo dibattito che è in corso alla Camera di questa riforma dell'ITS. Ecco, io su questo sono fiducioso, ma nello stesso tempo anche un po' preoccupato, per cui ho già allarmato i miei a livelli più alti di Confartigianato, insieme naturalmente con le altre associazioni di categoria, di in qualche modo stare un po' attenti che con le riforme di solito arrivano, le discussioni arrivano quando i temi sono importanti e questa è una bella cosa. L'importante è che non si vada a snaturare quello che è l'essenza degli ETS, perché ci sono già arrivati qualche informazione che ci fa un po' stare, diciamo, come si dice, allerta, perché, ripeto, abbiamo capito questa sera e l'ingegnere Spanevello non ne aveva bisogno perché ci conosce già, ma che le nostre imprese sono già pronte per diciamo, prendere questi ragazzi dell'ITS, per cui che magari in questa riforma non si vada a riformare le ore di alternanza, che sono importanti perché sono 800 ore, per cui sono fondamentali per l'acquisizione delle competenze, come non snaturare il ruolo delle fondazioni che hanno anche una certa autonomia secondo la loro chiaramente conoscenza. Ecco, è un tema che è nato in questi giorni, per cui bene che se ne parli a Camera, bene che da parte nostra di Confartigianato sia presidiata questa attività. Siamo felici di poter dire che il nostro sistema e le nostre imprese, anche in un momento non facile, chiedono di assumere o quantomeno di non licenziare. Abbiamo visto dai dati appena elaborati quanti sono le aziende disponibili per fare questo tipo di esperienza. Questi ITS sono nostri alleati e queste iniziative ci dicono che la collaborazione non solo è possibile, ma ripeto, è strategica. Tutto questo lavoro è stato merito naturalmente di alcune persone, naturalmente i direttori delle fondazioni che sono attenti, perlomeno quelle che conosciamo noi, tutte quelle veneti
conoscono bene le imprese, conoscono bene il tessuto economico, per cui stanno lavorando in sinergia con noi. Devo ringraziare però alcune persone che so che magari rischio di dimenticarne qualcuna, ma fatevi voi da portavoce nel ringraziare i vostri staff. Ringrazio naturalmente Giulia Rosolin, che si è data da fare perché ho visto un grande lavoro, me l'avevano accennato, la dottoressa Franca Badiera, chiedo scusa perché stavo guardando, e tutti naturalmente quelli che hanno collaborato per aver messo in piedi questa attività. Desidero inoltre ringraziare i partecipanti a questa serata e le altre, che sono una conferma che siamo sulla strada giusta. Le imprese hanno espresso la volontà di guardare avanti e che si riconoscono nel nostro manifesto, che esprime una visione chiara del futuro che vogliamo, in cui scuola e impresa sono accomunate da un patto per il futuro del lavoro. Un risultato che va addirittura oltre le nostre previsioni. Avevamo ipotizzato sul tavolo di avere un centinaio di aziende alla fine di questo percorso. Dopo 3 webinar siamo poco meno di 150, per cui abbiamo già superato, ma non molliamo, vogliamo fare il record, per cui lavoriamo ancora solo. Il nostro tour ITS è solo all'inizio, mancano ancora 4 serate, chiuderemo il 4 di giugno e poi ci rivedremo tutti dopo la pausa estiva per il nostro ITS Day, e lì ci troveremo tutti numerosi più di adesso, mi auguro. Grazie e buona serata a tutti. Grazie signor Della Vecchia per questi saluti. Anch'io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio soprattutto le colleghe e i colleghi delle associazioni territoriali che sono stati il vero motore insieme con Giulia Rosolin per l'organizzazione di queste serate. Vi ricordo i prossimi appuntamenti, perché mercoledì sera affronteremo l'ITS Cosmo, quindi parleremo di prodotti made in Italy e prodotti di design, quindi per chi avesse interesse ad approfondire anche questo tema può ovviamente il benvenuto. La sera dopo invece affronteremo l'ITS dedicato al tema della logistica, in particolare dei trasporti marittimi, mentre secondo me un'altra serata che potrebbe interessare molte aziende di questo settore è lunedì 12, perché avremo l'altro ITS. Sapete che in Veneto ci sono 2 ITS dedicati alla logistica, e il secondo ITS che incontreremo è l'ITS che si occupa in particolare anche della logistica manifatturiera, quindi può avere molti impatti sia su chi produce, organizza macchine e punti di lavoro. E chiuderemo con l'ultimo ITS mercoledì 14 luglio dedicato al mondo del turismo. E appunto il prossimo ci sarà poi un appuntamento che speriamo in autunno, in cui in qualche modo faremo sintesi di tutte queste esperienze che abbiamo fatto, delle disponibilità che abbiamo raccolto e dei progetti che stiamo portando avanti proprio per stringere ancora più forte la collaborazione con gli ITS. Quindi io vi ringrazio, vi saluto e vi anticipo che vi arriverà una mail con un breve questionario di soddisfazione, ma anche per, come dire, rinforzare la vostra disponibilità a collaborare con questa forma specifica di istruzione superiore. Grazie e buona serata a tutti.